È l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. A seguito dei rincari delle tariffe autostradali che da inizio d'anno costituiscono un ulteriore aggravio di costi per le imprese, in particolare dell'autotrasporto, e quindi nell'ennesima perdita di competitività a livello internazionale, Confartigianato Veneto ha chiesto un incontro con le concessionarie. Non siamo disposti, ha dichiarato Nazzareno Ortoncelli, presidente di Confartigianato Trasporti del Veneto, a subire passivamente questo ulteriore aggravio di costi, senza un conseguente miglioramento dei servizi autostradali. Ma prima di alzare i toni della protesta vogliamo percorrere la strada del dialogo. Per questo ci attendiamo di essere convocati quanto prima dai responsabili delle concessionarie del Nord-Est, con i quali vogliamo discutere alcune soluzioni. Tra le proposte, l'utilizzo di contrassegni, le cosiddette vignette, pagati non sulla base dei chilometri ma della loro durata, una scontistica progressiva su parametri da stabilire e l'istituzione della Carta dei Servizi, nella quale le concessionarie si impegnino a garantire degli standard di qualità